Alle 7:26 di venerdì 21 luglio, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. Sì, del ministro Crosetto. Sigonella sostituirà temporaneamente e in parte Fontanarossa, quindi vedremo nelle prossime ore quando questo avverrà e se le informazioni saranno date anche in questo caso in maniera diffusa. Intanto si calcola che sono 225.000 turisti e passeggeri coinvolti nel caos dopo l'incendio di domenica, con relativo danno di immagine per la Sicilia, per le compagnie e per tutto il resto. Ma vediamo gli altri particolari. Si cerca di realizzare in tempi più brevi possibile la bonifica del padiglione A. Ieri sono stati complessivamente 56 i voli in partenza e in arrivo a Fontanarossa, tutti gli altri sono stati dirottati negli altri scali siciliani. Vediamo. Potrebbe velocizzarsi la riapertura del Terminal A dell'aeroporto di Catania per i passeggeri in transito. È stato autorizzato infatti l'accesso per avviare le operazioni di bonifica e consentire il ripristino delle operazioni di volo nel più breve tempo possibile. Le indagini dunque avrebbero cristallizzato la situazione e probabilmente individuato le cause ancora sconosciute del rogo che da domenica sera ha paralizzato il traffico aereo del quinto aeroporto d'Italia per traffico passeggeri. La zona dell'incendio è stata identificata come zona rossa e quindi ancora inaccessibile. Il resto del Terminal A sarà zona gialla. Vi potranno accedere i dipendenti utilizzando mascherine, tute e guanti anticontaminazione per prelevare materiale professionale abbandonato in postazione al momento dell'incendio. La SAC, società che gestisce lo scalo, parla di fase delicata e assicura che gli interventi di pulizia e bonifica saranno realizzati senza soluzione di continuità per attenuare i disagi. In coordinamento con la Protezione Civile è in fase di realizzazione una tensostruttura che permetterà di aumentare la capienza del Terminal C e di conseguenza il numero di voli operati ogni ora, nonché di agevolare l'attesa e le operazioni di imbarco. I vertici dell'aeroporto catanese hanno istituito un tavolo tecnico con l'aeronautica militare per verificare la fattibilità dell'utilizzo delle strutture dell'aeroporto militare di Sigonella in supporto alle operazioni di volo dello scalo civile di Catania. Ma non è l'unica soluzione per smaltire i ritardi accumulati. Da GESAP, società che gestisce l'aeroporto di Palermo, arriva in queste ore una parziale apertura rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi. Punta Raisi infatti accoglierà 15 voli al giorno nel fine settimana. I dirigenti dicono che il numero massimo gestibile è questo per non creare ulteriori disservizi e disagi in un periodo di massima pressione per lo scalo palermitano. Il caos dell'aeroporto di Catania è diventato ormai anche un caso politico. Sulla gestione dell'emergenza alcuni esponenti della maggioranza di centrodestra lamentano ritardi e scarsa gestione dell'aeroporto di Comiso. PD, Movimento 5 Stelle, Sud chiama Nord parlano di lacune gestionali e chiedono le dimissioni del consiglio di amministrazione di SAC. Ed è stata una nottata d'inferno a Messina. I vigili del fuoco sono stati impegnati a domare numerosi incendi divampati in città sul versante montuoso. Al momento sono ancora in corso le operazioni di spegnimento di alcuni roghi, ma la situazione è sotto controllo. È stata una giornata molto difficile, quella di ieri per Messina, assediata dagli incendi che sono divampati sulle colline che sovrastano la città. Inizialmente tanti piccoli focolai che poi sono confluiti in un unico grande fronte. Da Camara a Gravitelli, sino a Ritiro, 5 le squadre dei vigili del fuoco impegnate, più i rinforzi provenienti da Catania e dalla provincia di Messina. Per tutta la giornata utilizzati 2 Canadair provenienti dalla Mezzia Terme ed un elicottero per tentare di arginare l'avanzare del fuoco sospinto dal vento e dalle alte temperature della giornata. Al lavoro i mezzi di vigili del fuoco, forestale e protezione civile impegnati anche su fronti particolarmente delicati come quello vicino ad uno dei serbatoi principali della rete idrica comunale, il Gonzaga, e nei pressi di un deposito di bombole. Grande impegno della forestale nella pineta di Camaro, dove sono andati in fumo almeno 12-14 ettari, una quindicina le famiglie che sono state fatte evacuare perché le fiamme hanno lambito le loro abitazioni. Nella serata di ieri un nuovo focolaio è partito a Casazza, a distanza di poche centinaia di metri da quello che era stato appena spento dalla forestale. Ma paura anche in provincia, incendi sono stati segnalati a Barcellona, a Graniti e sull'isola di Vulcano, dove il fuoco ha creato forte apprensione tra i residenti ed i turisti. L'incendio, sospinto dal vento, si è avvicinato alle abitazioni ed è dovuto intervenire anche un Canadair dei Vigili del Fuoco ed una squadra giunta nell'isola a bordo di una nave della Guardia Costiera. Seguiremo l'evolvere della situazione nella zona di Messina nel telegiornale delle 13:30. Adesso con Angelo Gagliano passiamo alla rassegna stampa siciliana.
Benissimo, cominciamo dalla Sicilia stamattina e vediamo subito le notizie più importanti. Intanto c'è la cronaca in primo piano perché si parte dal femminicidio avvenuto ieri a Troina, 3 colpi di pistola alla ex moglie, poi si è consegnato ai carabinieri. Questa è la storia terribile che arriva dalla provincia di Enna. Poi fotonotizia con, vedete, sì, un punto interrogativo, Sigonella, per dire, insomma, continua l'indagine sul rogo di Fontanarossa, presto il traffico potrebbe essere dirottato in parte sulla base militare proprio di Sigonella. Questo per l'aeroporto. E poi altre notizie, i file di Messina Denaro venduti a Fabrizio Corona, un politico, un consigliere comunale, un carabiniere sono finite in manette. E poi è scomparso il tabulato delle chiamate ricevute, le carte di Borsellino al processo di Caltanissetta. L'ennesimo mistero. L'ennesimo mistero. Sul peschereccio il racconto di quanto avvenuto alla nostra imbarcazione che è stata mitragliata dai libici. C'erano 5... no, chiedo scusa, questa è un'altra storia perché ne abbiamo parlato ieri. 5 tonnellate di cocaina, un sequestro record, quello che è stato effettuato a Porto Empedocle, dove la Guardia di Finanza è intervenuta tempestivamente perché ha visto dei movimenti strani e questa droga poi è stata di fatto caricata su un furgone e forse non è neanche bastato. Si parla di giustizia anche sulla prima pagina della Sicilia, abuso d'ufficio, via la riforma, scontro con l'Unione Europea e c'è il no dell'Associazione Nazionale Magistrati. Questa è la prima pagina della Sicilia di oggi. All'interno, allora, approfondiamo le vicende che riguardano l'aeroporto di Catania, avviata la bonifica del Terminal A, decolla l'ipotesi Sigonella, c'è il sì del ministro Crosetto e Torrisi della Saccari, c'è un nuovo gate, una tensostruttura per arrivare progressivamente al 50% del traffico, ma come dicevi tu prima in apertura, sono 255.000 i turisti coinvolti, un danno di immagine probabilmente forse irreparabile per quanto sta avvenendo. Poi c'è un'altra notizia, perché c'è stato ieri un vertice molto importante con il garante dei prezzi e con le associazioni. Il caro voli, una norma antipratiche distorsive di mercato delle compagnie. Il ministro Urso dice che i biglietti verso le isole sono cresciute del 70%. 70%, ragazzi. E attenzione, il carburante è invece sceso del 45%. Caspita, bisognerà fare qualcosa. Che fanno? E praticamente ci sarà una norma antipratiche distorsive di mercato. Non potremmo avere dei rimborsi anche noi, dei ristori? Ecco, potrebbe essere una soluzione questa sicuramente. Poi siamo alla cronaca, Fabrizio Corona, sì. I file segreti di Messina Denaro rubati, arrestati un carabiniere e un politico di Mazara del Vallo. Ma poi si è capito se erano delle sole o erano delle cose interessanti, vere, autentiche? Ma diciamo che probabilmente tra questi documenti forse qualcosa di interessante c'era, tant'è che sono intervenute poi le forze dell'ordine e hanno bloccato tutto. 3 colpi di pistola all'ex moglie. Torniamo a Troina, la signora Mariella Marino, 56 anni, madre di 3 figli, tutti maggiorenni, era separata da più di un anno dal marito Maurizio Impellizzeri, che ha confessato l'omicidio e pensa, il legale dell'uomo ha rifiutato di poterlo seguire durante il processo, insomma ha detto di non sentirsela, assolutamente no. E poi la pagina dedicata alla città di Catania, sulla Sicilia, perde la vita a 29 anni, un 29enne di Belpasso, terribile incidente, è venuto in piazza Galatea, ce ne siamo occupati ieri nei telegiornali. Fabrizio Cavallaro è morto sul colpo, la vittima viaggiava su una moto di grossa cilindrata assieme ad un 18enne che adesso è ricoverato in condizioni disperate, un incidente che è avvenuto nel cuore della notte e si sta cercando di risalire alle cause. Poi attenzione, perché la Sicilia stamattina accende i riflettori, ombre sulla festa di Sant'Agata. C'è un'informativa che è stata inviata in prefettura. Ai raggi X le candelore e i contatti sospetti con ambienti criminali. Lunedì l'antimafia regionale sarà in città. Beh, incredibile.
parte da un'indagine condotta dai carabinieri che però era stata archiviata. E quindi già c'erano precedenti. C'erano delle avvisaglie, adesso insomma la Commissione Antimafia arriva in città per verificare e per approfondire su questa vicenda. Dalla pagina di Catania della Sicilia siamo adesso a Repubblica Palermo, perché ha un approfondimento che vede insieme lo sfruttamento e il lavoro nei campi e soprattutto il caldo di questi giorni. Serre, campi e cantieri, l'inferno del lavoro a 50 gradi. I sindacati incalzano la regione, le aziende non chiedono la cassa integrazione prevista in questi casi estremi, e poi ci sono i rider. Noi senza pause speriamo nel buon cuore dei clienti, poveri anziani a rischio, blackout a Palermo, ma la stessa cosa possiamo dirla anche dalla città di Catania e in tutte le città siciliane. La norma dovrebbe essere oltre i 33, mi pare. Oltre i 33 gradi. Quindi non dovrebbe lavorare nessuno. Non si dovrebbe andare a lavorare, assolutamente no. Poi Calabria e Puglia fermano l'attività nelle ore più calde, la Sicilia, come abbiamo detto, no. Qui torniamo ad occuparci anche dell'aeroporto, Sigonella soccorre Catania, ma è ancora caos. E il retroscena che viene evidenziato da Repubblica: nel centrodestra la battaglia dei ceri. C'è un ennesimo scontro nella maggioranza di governo della regione che passa proprio dagli aeroporti. L'apertura di Sigonella ottenuta da Schifani crea malumore sia in Forza Italia, dove a spingere per il lancio dello scalo di Comiso c'è la ex ministra Prestigiacomo, ma anche il leghista. Esattamente, anche il leghista Minardo. E quindi ci sono tensioni all'interno della maggioranza siciliana anche su questo tema. Il maresciallo, il politico Fabrizio Corona, i trafficanti dei file su Messina Denaro. Questa è l'indagine di cui ci siamo occupati nel corso dei nostri telegiornali. Ci torneremo, chiaramente ci dovessero essere sviluppi. Uccisa a Troina dall'ex marito che aveva già denunciato, è una storia anche questa, diremo che si ripete. Purtroppo ci sono di queste storie che femminicidi che continuano purtroppo a imperversare. Allora cerchiamo di capire qualche cosa in più a proposito di questa inchiesta. Il maresciallo, il politico e i fan su Messina Denaro da vendere a Corona. Pirollo e Randazzo in manette per avere provato a piazzare documenti riservati. Quindi Repubblica parla di documenti riservati. Pirollo e Randazzo sono rispettivamente un consigliere comunale e un ufficiale, mi pare, un sottufficiale dei Carabinieri. Questa è la situazione su questa inchiesta. E poi ci sono anche altre vicende. Eccola qui, Fontana Rossa, un'estate d'emergenza, ok a Sigonella, ma non può bastare. Il ministro della difesa Crosetto dice sì alla regione, apre lo scalo militare ai voli civili, impossibile però fare controlli e check-in. Questo cosa si complicherà ulteriormente. Certo, perché il check-in si farà praticamente in aeroporto a Fontana Rossa e poi si andrà per il decollo, per la partenza. Immaginati che farraginosa, anche se è importante che ci sia stato questo gesto, diciamo, un po' da parte del governo. C'è però un precedente, guarda, il precedente di un mese nel 2012 con 72 voli al giorno, d'estate gli aerei in transito sono 250. La situazione non è, diciamo, assolutamente semplice da gestire. Poco meno, quanti sono? 75 su 250, adesso non è facile calcolarlo, un terzo circa. Allora, andiamo adesso invece a vedere la prima pagina del Giornale di Sicilia, perché torna sulla vicenda Matteo Messina Denaro. Ecco, qui ci apre proprio. Sì. Arrestati per lo scoop sul boss, documenti segreti su Messina Denaro trafugati e offerti al re del gossip Corona, che adesso è indagato. Ecco, la notizia è che è indagato, gli altri non ce l'avevano nei titoli. È indagato per ricettazione. Finiscono nei guai un carabiniere e un consigliere comunale di Mazzara in quota a Fratelli d'Italia. Questo scrive stamattina il Giornale di Sicilia. Aspirante sindaco adesso ai domiciliari, riferendosi proprio al politico coinvolto nell'inchiesta, addirittura perse il ballottaggio nel 2019. Anche sul Giornale di Sicilia, 3 colpi in strada per uccidere l'ex moglie, è finito in carcere. E poi ancora il maxi sequestro del motopesca con 5,3 tonnellate di cocaina, una roba praticamente a Porta Empedocle nell'Agrigentino. E poi leggiamo su Fontana Rossa
voli spostati pure a Sigonella. Schifani ha contattato il ministro Crosetto, la base è in uso già da oggi, intanto la Punta Raisi, ci sono code e ritardi, valigie abbandonate, ma GESAP continuerà ad accogliere 15 aerei da Catania. Questa la foto è altamente eloquente, drammatica ed eloquente. Preoccupante, molto. Mamma mia. Torniamo invece con il Giornale di Sicilia a parlare di un tema di cui nei mesi scorsi avevamo già fatto. Protesta dei laboratori, fine mese a pagamento. Ti ricordi la storia dei laboratori accreditati presso la Regione? Sanità, analisi ed esami a carico dei pazienti. Le strutture private convenzionate lamentano la scarsità del budget che e è quindi stato te lo fanno assegnato. pagare. E intorno a giorno 20 si esaurisce questo budget e quindi gli utenti, noi, questo non è una notizia positiva per niente. Assolutamente no. Molto molto negativa. Questo Giornale di Sicilia. Adesso siamo sulla Gazzetta del Sud, che apre proprio con il sequestro record di cocaina, il valore 850 milioni. Quindi, insomma, roba davvero seria. E tra i 20 fermati c'è anche un tunisino che vive a Barcellona. No, io ho due cose veloci. Complimenti ai nostri investigatori che fanno operazioni di questo tipo. Ma voi immaginate quanti fiumi di droga gestiscono i mafiosi? Questa più di 5 tonnellate. Ecco perché poi hanno i miliardi per corrompere, per fare questo e quell'altro. Quando poi diciamo la mafia si è inabissata, eccola qua. Caos voli all'aeroporto di Catania, interviene il ministro della difesa e apre le piste di Sigonella, e la notizia di cui abbiamo parlato prima, le colline messinesi nella morsa degli incendi, roghi in più punti per oltre 24 ore, questa la situazione. Poi le vicende che ci portano lontano dalla Sicilia, ma si torna a parlare di PNRR, si sblocca finalmente la terza rata da $500 miliardi slitta, ma $500 miliardi slitta, accordo con l'Europa per recuperare le somme poi nella quarta tranche. Speriamo che questi soldi possano riguarda una cosa importante, me lo dicevi tu poco fa. Lo studentato praticamente, gli alloggi per gli studenti, spostato il target dei posti letto per gli studenti universitari, tutti 35 miliardi entro dicembre, ma speriamo insomma dovranno aspettare. Però speriamo che alla fine si riesca ad avere questi soldi. Ancora il disegno di legge di Nordio sull'abuso d'ufficio, scontro tra centrodestra e Unione Europea, arriva in Senato. C'è un esposto, questa è una notizia che troviamo stamattina su tutti i giornali, diagnosi e cure errate, inchiesta della procura sulla morte di Purgatorio. Una cosa sconcertante, purtroppo si è saputo ammalato di un tumore ai polmoni, è stato in una delle migliori cliniche di Roma, gli hanno dato delle cure e queste cure, secondo la famiglia, probabilmente hanno complicato le cose invece di Questa risolvere. è la denuncia che hanno fatto i familiari. Due notizie. Una che ci porta ancora alla vicenda Corona, i file rubati su Messina Denaro, anche sulla Gazzetta del Sud, e poi un'anticipazione al nord, grandine, veramente maxi formato, mentre il sud continua a bollire. Ma non ci si può credere, se uno non lo vedesse. No, ma ci sono chicchi davvero enormi, ci sono stati feriti? Sì, in merito un centinaio di feriti e gravi danni. Questa è la situazione di questo clima che è assolutamente incontrollato. Pazzesco, va bene, ci fermiamo qui per la rassegna stampa siciliana, tra poco quella nazionale, state con noi, buongiorno Sicilia, a più tardi. 7:47, buongiorno Sicilia con Michele Cucuzza e Angelo Gagliano. Angelo, continuiamo con la rassegna stampa nazionale. Sì, partiamo dal Corriere della Sera. Un paio di notizie importanti. Il PNRR che si sblocca viene salutato dal Corriere della Sera con l'intesa con l'Europa sulla terza rata, ma con il rinvio di 500 milioni per gli universitari. Però arrivano 35 miliardi che insomma... entro la fine dell'anno ci saranno tutti questi soldini, le modifiche al piano che comincia a prendere forma. E poi Zaki, Gioia e Libertà sarà presto a Bologna, c'è una bella foto con l'intervista esattamente al
ricercatore che è stato graziato, e anche qui, come potete leggere, leggiamo assieme, Purgatori, la famiglia IPM, cure sbagliate. Questa secondo... È una notizia incredibile, cioè nel 2023 a Roma, in una clinica delle migliori, ha presentato la famiglia una denuncia e nei prossimi giorni verrà effettuata l'autopsia per chiarire se ci sono stati questi errori. Anche qui si torna sul femminicidio di ieri a Troina, uccisa in strada a colpi di pistola, è stato arrestato l'ex marito. Veneto, 110 feriti per la grandine, come dei sassi. 110 feriti. Se abbiamo un attimo di bontà, sì, a proposito di questa grandine, perché è davvero curioso quanto è accaduto, ci sono delle foto che sono davvero impressionanti, le facciamo vedere, no, perché questo è quello che praticamente ci mostrano gli esperti. In Veneto tra le 16 e le 20 di ieri sono caduti dei chicchi che hanno sfiorato i 10 centimetri di diametro. Pensa a che velocità ti arrivano sulla testa. Ma è impressionante, perché diciamo, i chicchi, diciamo, le dimensioni della grandine sono intorno ai 5 mm. Quando arriva una cosa di 10 cm, evidentemente c'è... Vedi cosa dice quello? Quei chicchi giganti sono colpa del calore, il ghiaccio resta in aria e così si ingrandisce. Hai capito? Il ghiaccio resta in aria a causa del calore. Ed è un effetto, diciamo, del cambiamento climatico. Mamma Questa mia. Stamattina era interessante mostrare quanto sta accadendo, evidentemente. Mentre noi soffochiamo. Esattamente, in un'altra parte d'Italia ci sono danni di altro genere e comunque pericolosi. L'impatto dei cambiamenti climatici, qui Repubblica invece torna all'emergenza caldo, a quelle che sono le condizioni in cui è impossibile quasi lavorare. L'impatto dei cambiamenti climatici, la ministra Calderone, smart working emergenziale, i sindacati replicano cassa integrazione, blocco attività oltre i 33 gradi centigradi. Grandinate disastrose, ne parla anche la Repubblica, con 110 feriti in Veneto, ci sono gravi danni, e poi si torna al PNRR, terza rata sbloccata, ma slittano 500 milioni per gli alloggi degli studenti. Diciamo che la sintesi poi dei temi, degli argomenti è la stessa, concentrata in un'unica quasi soluzione, partendo dall'emergenza caldo. C'è tutto in questa apertura di Repubblica. Che poi ci porta anche in Ucraina, con una notizia che bisogna saper leggere, comunque ci piace leggere questa notizia. Sull'Ucraina, noi russi pronti a discutere tutti i piani di pace. Ma questo è un giornalista, un esperto? Sì, Alexei Vladimirovich. Questo è Paramanov, ma sarà chi? Dobbiamo vedere alla fine dell'articolo che incarico ha. Vedremo un attimino di capire qualcosa in più, però è una notizia importante. Incoraggiante, un minimo. Si parla ancora di Patrick Zacchi, ho avuto paura, ora sogno Bologna allo stadio Dall'Are, quindi il calcio, grande passione anche per lui. Vedete? Rincari dei biglietti aerei, con aumenti tra il 20 e il 50%, i prezzi alle stelle dell'estate. Posso dire, questo male che era siciliano ha contagiato tutto il paese. Ormai praticamente non costano soltanto dalle nostre parti, diciamo. Una curiosità poi, Euro 2024 diventa green. Alla fine di giugno a Francoforte, nel quartiere generale della Federazione Tedesca, la UEFA ha riunito alcuni tra i maggiori esperti di sostenibilità per un evento a porte chiuse che non si era mai fatto prima. Il Respect Forum, il forum del rispetto di 3 grandi principi per quanto riguarda il mondo l'ecologia del calcio. Allora, la stampa, eccoci anche con la stampa. Crosetto, PNRR, le imprese diano garanzia allo Stato, via libera dall'Unione Europea alla terza rata, la dura replica di Bruxelles all'abuso d'ufficio. C'è questo braccio di ferro tra l'Italia e l'Unione Europea. Il ministro della difesa dice sulla giustizia sto con Nordio, mi fido delle sue idee. E poi c'è una riflessione, un'attenta analisi di Lucia Annunziata, Giorgia e Marina, le incompatibili, insomma, le ha definite incompatibili. Mette a confronto la Presidente del Consiglio con Marina Berlusconi. Esatto, 2 foto
per evidenziare quelli che sono due casi giudiziari, no? Uno finito molto bene, quello di Zaki, grazie Italia per la grazia che è stata concessa, dall'altra parte invece c'è Assange, giustizia per Assange, l'appello di 100 giuristi italiani perché insomma in qualche modo sia graziato e possa tornare alla libertà. E poi un'altra serie di notizie che riguardano intanto Beatrice Venezzi, le accuse di fascismo dalla sinistra, Veronesi e il ruolo della musica, insomma un pezzo suo. Un suo pezzo si racconta a 360 gradi. E poi ci sono dei sondaggi, la Lega pare che sia oltre il 10%, su anche il Partito Democratico e 5 Stelle, insomma in questo periodo un po' tutti i partiti raccolgono consensi o quasi. Prima pagina della Stampa che lasciamo e adesso invece andiamo a vedere il Fatto Quotidiano. Vediamo un po' stamattina, come sempre ci sono le foto, la destra degli impuniti in guerra contro l'Europa. Per l'abuso d'ufficio, è chiaro. Esattamente, questo è il titolo scelto stamattina dal Fatto Quotidiano. Mi piaceva insomma fare vedere questa diversa lettura, diciamo... Titolazione polemica. Esattamente. Poi dall'altra parte invece c'è il Giornale. Eccolo qua. Gufi in crisi di nervi, sinistra anti-italiana, scrive il Giornale. PNRR, arriva la terza rata da 18 miliardi con i complimenti di Gentiloni. Standard & Poor's dice promuove i nostri conti, nessuna recessione, prospettive migliori. Zaki ringrazia il governo Meloni che nega ogni baratto con il caso Regeni. Quindi vede tutto positivo da questo punto di vista. Poi però sulla giustizia l'Unione Europea vuole imporci la sua riforma. La visione opposta a quella del fatto, quindi qui vediamo in maniera chiara come i fatti possono essere interpretati a seconda di come uno la pensa. È bello vedere i giornali in questo modo, bisogna leggere la oltre. ricchezza della nostra vita. E poi sul Messaggero PNRR sbloccata la terza rata, c'è l'intesa con l'Unione Europea, 500 milioni legati alle residenze universitarie sono state rinviate alla quarta tranche, Palazzo Chigi entro fine anno incasseremo 35 miliardi, sarà rivisto l'obiettivo degli asili, speriamo insomma sia un obiettivo sostenibile e buono. Attenzione a questa foto che mi piace sottolineare stamattina sul Messaggero. Sei cattivo, ti piace? Prove di separazione, guai economici, stili opposti, non si vedono insieme dal 4 di luglio. Là, però. Insomma, un po' di tempo ormai. Cioè, la famiglia reale ce n'ha sempre una al giorno. Sempre. E anche sul Messaggero si torna a parlare della talpa nell'arma, vendeva i segreti di Messina Denaro. Arrestato un carabiniere e un politico locale, volevano cedere foto e video anche video a Fabrizio Corona. Questa la notizia che ci dà il Messaggero. Poi adesso leggiamo anche sul Libero che ha una sua versione della grazia ricevuta, rifiuta il volo di Stato Zaki, l'ingrato, l'egiziano ringrazia tutti ma chiede di partire con un aereo di linea, non vuole stringere la mano alla Meloni? Ma forse lo vuole fare per modestia, no? Per probabilmente dire, sì, uno come gli altri. Chissà. Poi ancora, arrivati i soldi del PNRR e quindi insomma si mette in evidenza questo successo, diciamo così, del governo. La morte di Purgatori finisce in procura, è una notizia, come abbiamo detto, che stamattina si ritrova su tutti i quotidiani. Poi ne abbiamo parlato ieri, che c'era stato un sindaco del PD che era stato fermato, aveva della droga in auto, sindaco con la cocaina, i Dem lo ringraziano. Ma dov'è il sindaco? In quale città ti ricordi? Io non me lo ricordo. La città non la ricordo. Poi lo vedremo casomai. Però adesso pare che i democratici, il Partito Democratico lo ringrazia. Questo secondo chi è? Libero? Qui siamo sul Libero. Chiaramente, e quindi chiaramente ci sono punti di vista differenti. Mi piace stamattina invece un altro titolo, che è quello di Avvenire. Pandemia dipendenze, è un titolo molto serio e profondo. Cresce il consumo di droghe e al 28% tra i teenagers, un giovane su due da 18 a 24 anni abusa di alcol. Aumentano anche il ricorso agli psicofarmaci, siamo all'11%, gioco d'azzardo e c'è allarme per le donne. Insomma, ha messo insieme tutte quelle che sono le pandemie. La relazione al Parlamento dipinge un quadro allarmante aggiornato al 2022. Le tendenze sono di incremento delle condotte a rischio. Davvero
davvero è una riflessione. una indagine estremamente preoccupante, bisognerebbe approfondirla anche da parte nostra. Vediamo. E poi ti faccio vedere questa foto, c'è troppo turismo, l'Italia ora fa i conti, tutto esaurito anche con il super caldo, c'è questa foto che ci porta a Roma. Cioè, non si riesce a vedere la Fontana di Trevi perché c'è troppa gente ammassata verso la Fontana tutti di Trevi. ammassati a guardare la fontana. Mi pare che ci possiamo fermare qui Assolutamente stamattina. sì, grazie Angelo. Grazie. Adesso vediamo il tempo. State con noi, buongiorno Sicilia. Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Trebi Meteo, atmosfera instabile sul nord Italia poiché affluisce aria un po' più fresca atlantica, Lombardia e Triveneto vedono la formazione di rovesci e temporali a più riprese localmente di forte intensità, altrove sole e gran caldo ancora protagonisti. Diamo uno sguardo più in dettaglio alla Sicilia, godrà ancora di stabilità venerdì e di ampi spazi di cielo sereno, la ventilazione sarà in prevalenza debole a regime di brezza, le temperature massime prossime ai 40-43 gradi, all'ombra nelle aree interne, dunque qualcosa in più al sole, valori diurni più contenuti lungo le coste, mitigati dalle brezze di mare, seppur con affa accentuata dopo il tramonto. Caldo insopportabile e fastidioso che si farà sentire anche nella notte. La situazione non cambia, anche sabato la pressione atmosferica alta favorirà condizioni di piena estate, bene stabilità ed ampi spazi assolati, con clima ancora molto caldo, intenso e torrido nell'entroterra afoso lungo le coste. Ulteriori dettagli ed approfondimenti in merito, come sempre, sull'app di Trebi Meteo sul nostro sito web. Le cose che dobbiamo dire. State con noi, 7.59, torniamo a parlare di Fontana Rossa, di tutto quello che sta capitando. Il nostro ospite in studio, Carmelo Sardella, che è dirigente dell'ufficio legale Codacons, quindi noi cittadini, noi viaggiatori, ma la vicenda ormai ha preso caratteristiche politiche, abbiamo sentito esponenti di Forza Italia, esponenti della Lega molto critici per la gestione dell'emergenza, e si unisce a questo coro Cateno De Luca, che è sindaco di Taormina, che ha chiesto le dimissioni dei vertici SAC. Ho detto giusto? Sì, assolutamente, la decapitazione. Perché? Perché? Perché un piano di emergenza c'è in ogni cosa, la chiedono anche per un ristorante o un semplice pub, figuriamoci se non per un aeroporto. Un piano di emergenza significa che tutte le ipotesi che si verificano immediatamente c'è qualcosa che si mette in moto per evitare l'interruzione del pubblico servizio. Ecco cosa. E qui non è avvenuto secondo lei? E che quando? Guardi, ci sono stati 4 giorni di silenzio, la politica non ha parlato. Dopo che io ho esternato a modo mio le mie lamentele, il mondo si è messo in moto e si è reso conto che Catania era bloccata. Anche il presidente della regione siciliana esce fuori dopo 6 ore dal mio intervento, ma per 3 giorni interi il silenzio assoluto della politica. Allora, ovviamente il motivo lo sappiamo, no? Allora, intanto per quanto riguarda gli aggiornamenti, lo ripetiamo, c'è il sì del ministro Crosetto, Sigonella sostituirà temporaneamente, in parte naturalmente, Fontana Rossa, vedremo quando, vedremo come sarà farraginoso questo passaggio, perché abbiamo detto che il check-in dovrà comunque avvenire a Fontana Rossa, il trasferimento poi a Sigonella. Intanto si protesta perché questo depotenzierebbe Comiso, e quindi ci sono le proteste dei parlamentari che sono dei più vicini a questa istanza. Da parte sua il responsabile dell'aeroporto, della SAC Torrisi, ha detto: io metterò in piedi un nuovo gate e una tensostruttura per il 50% di traffico. Intanto Palermo si limita per ora, questo è un po' il quadro, si limita per ora a 15 voli al giorno da Catania, non di più. Questo è un po' il quadro. Voi del Codacons avete calcolato che danno c'è stato per quanto riguarda noi viaggiatori, la gente e naturalmente il turismo, i movimenti di lavoro, cioè, che valutazioni fate? Perché le cifre sono ballate, si è parlato di migliaia naturalmente, ma si è arrivati anche a dire 500.000, cioè abbiamo dei dati concreti?
Ma certamente sono dei danni incalcolabili non soltanto per i passeggeri ma per l'intera economia del territorio in un periodo fortemente critico, un danno di immagine anche per la Sicilia naturalmente. È incredibile anche pensare come in un aeroporto praticamente nuovo si scateni un incendio e sostanzialmente manca una organizzazione dal piano di emergenza all'impianto di antincendio che non funziona, le persone che con fai da te abbandonano l'aeroporto quando già è troppo tardi, pieno di fumo, quindi dall'origine, quindi alle cause che dovrà indagare la magistratura anche con un esposto che abbiamo presentato in questi giorni. Voi avete presentato un esposto con che caratteristiche? Cosa dice il vostro esposto? Il nostro esposto è indirizzato a cercare di far chiarire alla magistratura tutti quelli che sono i punti dubbi, gli aspetti oscuri di una vicenda che lascia molto a desiderare. Allora, secondo voi cosa non ha funzionato? Perché noi abbiamo raccolto molte testimonianze, siamo stati tra i primissimi, diciamo, nella nostra regione a raccontare le testimonianze mettendo il microfono davanti alla gente che era lì. Secondo voi cosa non è andato bene? Semplicemente non ha funzionato nulla perché che doveva funzionare? Ma certamente una cosa del genere, che succede? Allora già tranne che si tratti di un incendio doloso, naturalmente è difficile pensare come in un aeroporto possa succedere un incendio del genere e manchi una formazione del personale che consenta dell'aeroporto, che consenta di gestire il personale e i passeggeri, indirizzarli subito alle vie di uscita, delle aree idonee, sirene, impianto antincendio, il materiale utilizzato autoestinguente naturalmente che non prenda fuoco velocemente in un aeroporto nuovo, ripeto, alla gestione anche successiva, passeggeri del tutto abbandonati con diritti dei passeggeri calpestati, sballottati da un aeroporto all'altro. Le compagnie, diciamo la verità, le compagnie sono state abbastanza, come dire, silenti, abbiamo notato. Ma certamente, ripeto, la gestione a 360 gradi è assolutamente carente e incredibile per un aeroporto vedo che De Luca scuote la testa nervosamente. Che succede? Ma guardi, io sono curioso perché abbiamo chiesto come gruppi parlamentari Sud Chiama Nord sia qui al Presidente della Regione e per quanto riguarda il Parlamento nazionale, il Ministro Salvini, di intanto istituire una commissione d'inchiesta perché ci dovrebbe il piano per quanto riguarda la sicurezza e le emergenze è un piano obbligatorio. L'apertura così improvvisata di Sigonella dovrebbe rientrare invece in una pianificazione dell'emergenza normale, cioè succede A, si deve fare B, proprio in relazione a quello che l'interruzione del pubblico servizio, quindi si deve evitare. Noi abbiamo il fondato timore che non esiste una vera pianificazione dell'emergenza, tant'è vero che per 3 giorni abbiamo anche assistito a una chiusura, rinvii di voli, improvvisazioni incredibili. Io avevo appuntamenti, sono stato vittima io stesso di questa situazione. Dovevo andare a Roma, all'improvviso mi hanno annullato il volo, dovevo rientrare, all'improvviso mi hanno annullato il volo e alcuni amici miei all'improvviso li fanno partire e si ritrovano sbattuti a Trapani piuttosto che a Palermo. Ma al di là di questo, ancora sentire oggi che si deve aprire Sigonella quando già questo in un piano normale doveva avvenire il lunedì stesso, perché significa che già c'erano accordi presi, definiti, in caso appunto della verifica di un fatto, scattava appunto il piano emergenziale. Anche in relazione alle rotte che sono state portate su Palermo, è incredibile che si arrivi a far saltare la situazione gestionale a Palermo non tenendo conto di quanto in una situazione emergenziale possano essere dirottati il numero dei voli lì. E mi fa rabbia il Presidente della Regione che all'improvviso attacca Palermo perché pare che avesse assunto una posizione di ostruzionismo, non dimenticando un fatto, che gli uomini della SAC sono dei lacchè politici del buon Presidente della Regione siciliana. Ecco perché nessuno della politica aveva proferito parola. Vorrei capire
Perché per 3 giorni la politica è stata in silenzio, non ha detto nulla né della maggioranza né dell'opposizione. Se andate a guardare anche i comunicati stampa come sono usciti dopo che io ho fatto la mia diretta a modo mio, ho fatto il mio comunicato e dopodiché è successo il mondo si è reso conto del disastro di Catania. Salvini ha preso posizione solo ieri. Cioè, parliamo del ministro dei trasporti. Fermiamoci un attimo, De Luca, fermiamoci un attimo, vediamo ancora con Sardella se riusciamo a quantificare il danno economico. Il danno economico, ripeto, non abbiamo quantificato, certamente è un numero enorme, cioè un danno è incalcolabile, perché, ripeto, il danno che si aggiunge a un danno di quelli che sono gli esborsi in questi anni, è stata citata la SAC, ma certamente la SAC che gestisce l'aeroporto ha una responsabilità enorme per tutti gli affidamenti diretti che sono stati fatti in questi anni, per la sicurezza, per l'impianto di emergenza, per i rilievi dell'ANAC che sono stati fatti in questi anni, degli enti di controllo, e quindi chiediamo alla magistratura che accerti tutte queste eventuali responsabilità nella mancanza di adeguamento e l'esecuzione di lavori in un aeroporto che doveva essere efficiente perché nuovo e in tutti gli aspetti l'emergenza va curata come primo aspetto in una situazione di emergenza. Il vostro esposto chiamato in causa il vertice della SAC? Il nostro esposto chiamiamo in causa tutti gli enti e le istituzioni responsabili, naturalmente chi gestisce l'aeroporto ha una responsabilità maggiore non soltanto nella fase preparatoria, quindi nei sistemi di sicurezza e nelle spese che sono state effettuate per assicurare gli standard all'aeroporto di Catania, ma anche per naturalmente la gestione poi nell'immediato come concretamente ha attuato una assoluta improvvisazione. Chiedete le dimissioni di qualcuno? Ma certamente per un fatto di dignità chi non ha saputo gestire, pur nella fortuna che dobbiamo dire in una situazione di un incendio, in una situazione in cui i danni sono stati limitati, ma se fosse successo in pieno giorno con l'aeroporto pienamente intassato, certamente staremmo a parlare di morti e quindi di vittime. Però non ci sono state. Non ci sono state, ma chiaramente non possiamo noi sempre fare ricorso alla fortuna per assumere la responsabilità. De Luca, un attimo, le volevo chiedere questo, visto che poi la vicenda inevitabilmente è diventata anche un caso politico, scontro politico in regione, lei ha contatti con la Prestigiacomo e Minardo, che mi pare siano le voci più critiche per quanto riguarda l'evoluzione della gestione delle emergenze e anche le decisioni che riguardano dove smistare gli aerei per così dire, gli aerei destinati in un primo tempo a partire o a arrivare a Fontanarossa? Io non ho contatti con nessuno perché le mie partite me li gioco in proprio, non ne ho bisogno. Qui quello che è successo è che il Minardo o la Prestigiacomo si sono svegliati all'improvviso dal torpore dopo che io ho preso posizione, per cui si figuri questi vagiti politici quanto mi interessano. Sempre severo, sempre severo. Ma è ovvio, signori, guardate che qui è successo un fatto grave, c'è stata una omertà tanto grave. Cioè, sono stato io a rompere il muro di questo silenzio omertoso. Ma parliamoci chiaramente, c'è un motivo in tutto questo, perché la SAC è un coacervo di interesse e di rappresentanza di un certo livello della politica, ovviamente, e questo è il tema. Allora, la prima questione che vorrei sottolineare, c'è stato l'amministratore delegato, Torrisi, pare che si chiama, che ha detto meno male che ha funzionato tutto, ma che ha funzionato. Cioè, partiamo già da questa dichiarazione di un dilettante allo sbaraglio che si permette di dire meno male che ha funzionato tutto. E perché se non funzionava qualcosa che c'è? Saltava l'intero aeroporto. Non ho capito cosa avrebbe funzionato in tutta questa storia. Quindi è ovvio che anche rispetto a quella che è la conseguenza per come è stata affrontata la dinamica, ci troviamo anche con atteggiamenti o tentativi, come si può dire, di insabbiamento. Mi auguro che da questo punto di vista sia chiarezza. Poi un'altra cosa vorrei sottolineare. Guardate, il danno lo si verifica subito. Io prima posso dire che ci sono state tante disdette e alberghi che ci avevano il pieno e che ovviamente si sono trovati con le camere vuote. Ora basta una cosa molto semplice, cosa che io faremo un avviso dove chiederemo di avere i dati
come effettivamente erano le prenotazioni, e lì è tutto dimostrabile naturalmente, e tutto ciò che è saltato. Solo io avevo 10 amici che dovevano venire da tutta Italia per una cena di lavoro ed è saltata il martedì, per dirvi. Ma di queste situazioni, ripeto, sono tutte riscontrabili e verificabili senza alcun problema. La questione, ripeto, più grave è che potevano essere immediatamente affrontate, dirottate o riprotette, come si dice tecnicamente, già con una immediata comunicazione, e ciò non si è verificato. Ecco dove non ha funzionato nulla, altro che ha funzionato tutto, come dice Bontorris. Lei chiede una commissione parlamentare d'inchiesta? Assolutamente, anche perché io non mi pongo il problema dell'accertamento della responsabilità, perché non è il mio mestiere, ma mi pongo un problema invece gestionale per il presente e il futuro. Cioè, noi siamo nelle mani di dilettanti allo sbaraglio. Questa situazione che si è verificata ha messo in evidenza una debolezza strategica nella gestione dell'aeroporto di Catania, e questa va rimossa e va risolta, ma anche nell'interesse non solo degli utenti, ma dei lavoratori, di chi ci sta là dentro. Quindi parliamoci chiaramente, noi qua non si è sfiorata la tragedia e dobbiamo ringraziare il buon Dio probabilmente, ma non possiamo continuare a stare nelle mani di questa gente che mette a repentaglio i lavoratori, gli utenti e l'immagine complessiva della Sicilia. Va bene, ci fermiamo qui, sono parole molto severe, naturalmente se ne assume la responsabilità De Luca, vedremo gli sviluppi della vicenda. Grazie per il suo intervento e grazie anche a Carmelo Sardella dell'ufficio legale del Codacons che ha presentato un esposto. Tra poco parleremo ancora di altri problemi, il caro prezzi negli stabilimenti balneari. State con noi, buongiorno Sicilia. Sicilia 8:16, è rimasto il nostro ospite Carmelo Sardella, dirigente Codacons, naturalmente si occupa degli interessi e dei problemi di noi cittadini, perché noi vogliamo parlare ancora del caro Lidi siciliano. Gli IDI sarebbero gli stabilimenti balneari. Dopo la puntata di lunedì gli esercenti balneari ci hanno chiesto di poter intervenire nuovamente per portarci a conoscenza di altri dati che sembrerebbero contraddire questo aumento dei prezzi di cui abbiamo parlato noi, per passare anche una sola giornata al mare. Ricorderete la puntata in cui abbiamo discusso di questo. E infatti in collegamento con noi c'è anche Mario Fazio, che è il presidente dei balneari della CNA. Fazio, vada pure. Cosa dobbiamo correggere nella nostra descrizione dei prezzi negli stabilimenti balneari? Guardi, più che correzione dobbiamo fare delle precisazioni, perché praticamente il messaggio che voleva passare nell'altra puntata è che i prezzi erano spropositati, si erano alzati notevolmente, mentre nella realtà non è così, perché bisogna spiegare che gli stabilimenti balneari sono con diverse tipologie, con diverse offerte di servizi. Quindi si va dagli stabilimenti che danno la possibilità della fruizione del mare in modo diretto a stabilimenti più complessi che invece sono più simili a delle beauty farm oppure a delle strutture più complesse che giustamente dopo aver fatto determinati investimenti hanno dei costi che non sono uguali agli stabilimenti. Ci fa degli esempi per favore, Fazio, ci fa degli esempi per favore? Le posso dire, se lei va in uno stabilimento classico dove il servizio che viene usato è diretto alla fruizione del mare, lei troverà le docce, i servizi, gli ombrelloni, i lettini e il punto ristorazione, e questi sono diciamo il 70% degli stabilimenti balneari. Se lei poi va invece alla ricerca dello stabilimento balneare più modaiolo, più VIP, dove lei trova invece dell'ombrellone la tenda araba col servizio della signorina che vi porta il prosecco direttamente
sotto il gazebo, se lei poi ha la possibilità di fare il bagno nella vasca idromassaggio, se poi lei ha la possibilità Va bene, di abbiamo fare capito, il corso sì, sì. yoga, allora Abbiamo i prezzi capito, sono- Fazio, l'abbiamo capito. Quindi stabilimenti di Serie A, Serie B, Casardella. Ma allora, noi naturalmente non abbiamo contezza del singolo stabilimento balneare, quello che è il rincaro, perché non abbiamo i dati completi del territorio siciliano del singolo stabilimento. Naturalmente registriamo, così che nel nostro studio dei mesi scorsi, un aumento, rincaro per tutti i servizi e i beni legati alla stagione balneare, alla stagione estiva, non escluse naturalmente i lidi e i servizi in spiaggia. Questo incide almeno su un 10-15% in più rispetto allo scorso anno, che pesa naturalmente sulle casse, sulle le tasche dei cittadini, dei consumatori che fruiscono delle spiagge. Diamo l'audio a tutti e due, potete parlare fra di voi. Fazio, dica pure. Mettiamoli insieme, Guardi, sì. io non ho sentito le E osservazioni com'è che non faceva l'ha il signore. sentito? Non ho avuto, vuol dire, qualche difetto alla ricezione. Va bene, io le posso dire che a noi della nostra associazione non risultano questi livelli di aumenti, perché a inizio stagione su un campione di circa 150 stabilimenti abbiamo fatto dei quesiti e abbiamo notato che più del 60% ha mantenuto i prezzi del 2022. Qualcuno ha fatto degli aumenti nell'ordine del 5% e una piccola percentuale sull'ordine del 15%. Quindi fa passare il messaggio che ci sono questi aumenti spropositati, ma a noi non sta bene. Allora, questo è importante quello che ha detto Fazio, 60% stabilimenti balneari, stessi prezzi, Continuiamo. 5% qualche aumento, 15% che ha fatto il 15%? No, me lo fa- Sull'ordine del 10% rispetto ai prezzi dell'anno scorso, e questa è una campionatura fatta su tutto il territorio siciliano. Ecco, il 15% è aumentato del 10. Non è un gioco di numeri, non stiamo facendo il pallottoliere, un po' ci Guardi, poi ci può confondiamo. essere qualche piccola differenza, ma Cioè, siamo ribadisco, su questi ordini. ripeto, non è una questione legata al territorio siciliano, è una questione di rincari dei prezzi a livello nazionale, registrati, ripeto, dal 10 al 15%. Naturalmente non abbiamo, ripeto, i singoli stabilimenti, magari ci sia stato qualcuno che ha mantenuto gli stessi prezzi, ma generalmente tutti i beni e servizi legati alla stagione estiva, e lo si vede con facilità andando a prenotare una vacanza, un hotel, un ristorante, pacchetti vacanza in particolar modo, che sono aumentati dal 10 al 15% rispetto alla stagione Ma scorsa. voi avete documentato qualche, non so, famiglia che si è rivolta a voi andando dopo essere stata negli stabilimenti dicendo ci è costato caro? Cioè, avete una Sì, documentazione? naturalmente ci sono lamentele, diciamo, il polso della situazione conferma quelli che erano le previsioni che noi avevamo effettuato. Vediamo un po' qua, negli scorsi ombrelloni mesi. 6 euro, sdraio 5,33, lettino 6,50, pedalò 7,33, l'abbonamento giornaliero 23, mensile 381,33, stagionale, però 945,33. Naturalmente Cosa corrisponde? naturalmente quello che bisogna evitare, cioè l'aumento dei prezzi può essere legato naturalmente all'inflazione, legato al caro energia dello scorso anno. Quello che bisogna evitare è la speculazione che si può innescare laddove appunto c'è un aumento generalizzato e Ma Fazio ci ingiustificato. rimane male se lei gli parla di speculazione, perché avete qualche Naturalmente, esempio? No. Qualche esempio concreto no, però a volte si può verificare, questo è il rischio può concreto e verificare. cerchiamo di evitarlo. Si può verificare, Fazio? No. Direi di no. Guardi, io credo che proprio speculazione non se ne può parlare. Io le posso dire che ci sono degli esempi di stabilimenti balneari che, nonostante il discorso della crisi, il discorso della mancanza di sicurezza al rinnovo delle concessioni, hanno fatto degli investimenti notevoli, investimenti autorizzati, dove portano praticamente ad offrire dei servizi tali che hanno dovuto aumentare necessariamente i prezzi per giustificare la qualità dei servizi che offrono, ma di speculazione noi non ne dobbiamo va bene, parlare, ma quali perché sono è questi? una cosa Dica. che esiste. Quali sono questi servizi che hanno dovuto adeguare quest'anno? Come?
Dico, quali sono questi servizi che hanno dovuto adeguare se lei va in quest'anno? determinati lidi, si sposta in determinati lidi nuovi nella zona del Siracusano, del Ragusano, lei troverà dei servizi che non sono diretti alla fruizione del mare. Ritorniamo a quello che le dicevo all'inizio discorso, ma sono tutte delle cose aggiuntive. Ma questo non vuole dire che tutti gli stabilimenti balneari fanno speculazione, perché se lei dice questo sta dicendo qualcosa di non corretto. Noi parliamo perché, qui dei servizi sempre offerti, quindi a lettino, a sdraio, ombrellone, che sono sempre stati offerti e non sono neanche legati a una situazione di emergenza come negli scorsi anni. Sono dei servizi in più che possono starci bene in determinate strutture. Però se noi parliamo di caro ombrellone, questo non esiste. Non perché esiste. se lei continua a entrare negli stabilimenti troverà sempre i prezzi con quel minimo di aumento legato agli aumenti spropositati delle materie prime che dobbiamo acquistare ogni anno per rimettere in sesto le nostre strutture, gli aumenti spropositati dei costi energetici e i costi legati agli aumenti della vita che si ripercuotono su tutte le cose. Fazio, per fare un esempio e poi andiamo alla conclusione, una famiglia che vuole passare una mezza giornata, così un po' di ore, allora, guardi, quanto io spende? le posso dire, allora, se una famiglia viene per passare una giornata al mare non usando, perché noi diamo la possibilità di consumare anche i cibi portati da casa, da noi con circa 20-25 euro passano una giornata al mare. 20-25 euro? Legati. E che cosa Vorrei gli, sapere dove. scusi, cosa gli danno con 20-25 euro? Allora io gli do ombrellone? l'accesso, gli do l'ombrellone, i 2 lettini e l'accesso ai servizi che offre il Lido, quindi i servizi igienici, le docce, la possibilità di usufruire delle zone d'ombra. Beh, 20-25 euro. Ma questo è già il pacchetto base per andare a mare. È un pacchetto. Diciamo che Poi io ricerco invece altre cose, il massaggio. Mediamente, diciamo che mediamente la stima per una famiglia è 60 euro per andare mi a risulta usufruire di tanto, servizi standard. A noi non risulta. Non risulta, a voi risulta, sai, A siete noi risulta documentati. diversamente, diciamo, gli studi, Ma in quelli quale sono vedi? magari... Quale zona? Magari inviteremo in quale tutti ad andare vedi? dal Lido del Signore che ha prezzi competitivi e potranno spendere di Non meno. sono i io consumatori. sono la maggior parte dei lidi sulla costa. Quindi è difficile, cioè voi non avete una documentazione in questo senso per dire gli stabilimenti 20-25, 60. L'aumento generalizzato, naturalmente, ripeto, non possiamo indicare i singoli lidi perché non c'è uno studio sul singolo lido né della nostra costa né a livello nazionale, ma certamente l'aumento e rincari su tutti i beni e servizi c'è stato, questo è innegabile, perché che ne dica il Signore, dico, questo è il rischio delle speculazioni, c'è pure perché il costo dell'ombrellone, del lettino non subisce, diciamo, particolari adeguamenti se non lo si vuole speculare. Fazio, per concludere, dica lei. Guardi, a me mi dà l'impressione che si vuole far passare sempre il messaggio che i balneatori sono delle persone che vogliono sfruttare la situazione, che aspettano l'estate, che aumentano i prezzi. Non è così. Io ricordo a tutti che noi balneatori principalmente siamo quelli che assicurano un po' di sicurezza sugli arenili, perché dovete sapere che nella regione Sicilia non c'è un servizio di salvataggio fatto dai comuni, ma siamo noi che abbiamo le incombenze. Va bene, la ringraziamo. Mi ha capito? Perfetto, come no, l'ho capito benissimo. Allora la conclusione è questa, che la contraddizione, come si dice, rimane aperta, la svilupperemo più avanti anche con nostre indagini sul posto. I rappresentanti dei balneari dicono che una famiglia con 20-25 euro se la cava, lettino, ombrellone, insomma, e poi si porta da mangiare da casa. Voi dite gli aumenti sono del 60%, che è una cifra veramente molto alta. Vedremo più avanti con altri, come dire, altra documentazione chi dei due ha maggiore ragione. Grazie per essere stati con noi. Grazie a lei per avermi dato la possibilità di spiegare le cose. Buongiorno a tutti. Grazie a voi, buongiorno. Grazie. Allora ci fermiamo per qualche istante, poi dopo parleremo della crisi delle falde acquifere, perché qui comincia a essere complicata la situazione anche per la siccità eccetera. A Siracusa addirittura ci risulta che stia cominciando il razionamento dell'acqua, che è una cosa molto seria. State con noi, buongiorno Sicilia.
parliamo di acqua, riserve idriche in una situazione in cui c'è un grandissimo caldo, naturalmente si riduce anche la quantità d'acqua degli invasi e la possibilità si fa avanti della turnazione per quartieri nelle città. Il nostro ospite è Fabio Fatuzzo, che è presidente della Sidra, la società che gestisce gli acquedotti di Catania. Lo ringraziamo. È cominciata già la turnazione a Siracusa? A Siracusa, noi su Siracusa non Voi non abbiamo nessuna però competenza. voi avete la notizia No, che... noi sappiamo che ci sono delle difficoltà, però come ci sono in tutte le parti della Sicilia, anche perché da molto tempo non piove, Esatto. per cui le falde sono abbassate notevolmente. Quindi turnazione che vuol dire? Ci faccia Turnazione capire... vuol dire che Voi non i vari c'entrate, quartieri, però, i vari per quartieri di capire. Catania vengono, diciamo, alimentati a turno, in modo tale da consentire a tutti gli utenti che hanno delle vasche di accumulo, chiamiamolo così, di avere la disponibilità di acqua per le esigenze delle... Allora, se di questo è ogni in corso giorno. a Siracusa, a Catania voi cosa... Catania allo Stato non abbiamo bisogno più di farlo, però potremmo anche trovarci, come nei giorni scorsi, nella necessità di farlo, perché come diceva bene lei, le falde sono abbassate negli ultimi mesi e continuano ad abbassarsi, per cui possiamo essere nella necessità di fare queste turnazioni. Devo dire Quanto che durano questi turni? Le turnazioni durano solitamente 6-8 ore. E quanti quartieri coinvolgono? Ma a giro possono coinvolgere la zona, diciamo, periferica, che sono i paesi della fascia pedemontana, Gravina, da Gravina a Tremestieri, San Gregorio, che sono serviti da noi in parte, e poi i quartieri della città, meno la parte, diciamo, orientale, c'è la zona di Picanello, che è già, va bene, in cui abbiamo realizzato nel passato l'area pilota, e quindi non ha bisogno, diciamo, di fare questa turnazione. A complicare le cose c'è anche un problema di Enel, Sì, ma è elettricità. un problema di Enel che è provocato da noi, perché io, non solo lei, ma io dormo ogni notte, tutta la notte, con l'aria condizionata accesa, per cui se come me fanno 100.000 catanesi, è chiaro che l'Enel non è in grado di provvedere alla fornitura dell'energia necessaria. E questo cosa implica? Questo Ce lo faccia comporta capire a noi che non ne ecco, sappiamo che cosa queste succede? cose. L'Enel, quando si trova in sovrarichiesta, di fronte a una sovrarichiesta, spegne i centri di maggior consumo. Uno dei centri di maggior consumo sono senz'altro proprio i pozzi, va bene, che noi gestiamo. Per cui quando Enel ha la necessità di fornire in più, va bene, o di più, va bene, 100, 200, 50.000 utenti, spegne quel pozzo o quel centro di produzione, quel centro di necessità energetica che è maggiore. Ecco. Probabilmente, per esempio, a fine settimana questi problemi non dovremmo averli, perché le industrie riducono la loro attività e quindi riducono la richiesta Buone di prospettive energia. per il weekend, Per il perché- weekend. quindi aria condizionata la possiamo usare per questo Con calma, non con esagerate però, calma. No, ma perché poi sennò- quello che è importante è usare l'acqua con estrema moderazione, perché il problema qual è? Noi cerchiamo di dare l'acqua a tutti quanti, però quello che dobbiamo fare tutti quanti è evitare di sprecare l'acqua per lavare la macchina, per innaffiare i prati, per alimentare, va bene, le necessità delle piscine, perché se questi tre, questi tre fattori continuano ad essere così incidenti nel consumo di acqua, poi a questo Che punto incidenza salta hanno tutto. queste? No, questo non è Più o meno. quantificabile, anche perché a Catania piscine ce n'è molto poche, però se andiamo in altri paesi, della fascia pedemontana, ce n'è molti di più. Molto di più. Ma annaffiare i prati mi sembra una cosa salutare, no? Sì, è una cosa salutare, è una cosa. L'altra volta mi ha telefonato un utente, dice: a me mi piange il cuore a vedere il prato che soffre. non ha ragione. Sì, ma a me mi piace di più il cuore a vedere i bambini che hanno bisogno di acqua e non gliela possiamo dare. Ha ragionissima. Ma allora, vediamo un po' rimedi. Contingenti, cioè le cose pratiche che possiamo fare ora, e strutturali, come dicono allora, quelli. I rimedi più contingenti sono andare a utilizzare tutte le risorse di acqua che ci sono. Infatti noi altri abbiamo acquisito un pozzo che negli anni passati non veniva utilizzato, l'abbiamo preso in affitto con un patto di futura vendita. E dov'è questo? Questo pozzo è ad Acireale, però serve una zona importante della città di Catania. Stiamo cercando di riattivare un pozzo che è chiuso perché la proprietà non era in grado di affrontare
l'esplosione del costo dell'energia. Stiamo cercando di trovare un punto di incontro in modo tale che magari vedremo di anticipare qualcosa come pagamento delle bollette in modo da riprendere questo ad Acireale. No, questo a Giarre. Un altro posto, quindi posto sono a due Giarre. punti. Sono due, un punto a Giarre e un altro a Giarre. A Giarre già l'avete fatto? Già l'abbiamo, abbiamo firmato il contratto, quindi per un anno avremo questa disponibilità. Per un anno? E quindi A Giarre gli dovete pagare le bollette voi? No, noi che dobbiamo anticipare il pagamento e poi recuperiamo. No, adesso noi scherziamo, però in realtà... Ma il problema, dottore, il problema principale è ben altro. Il problema è che non bisogna lasciare che l'acqua piovana vada fino a mare. E questo per due motivi. Intanto perché l'acqua piovana che va a mare, se passa attraverso delle aree di estremo pregio, come per esempio l'area dell'oasi del Simeto, danneggia l'oasi e in più si spreca. Quindi noi stiamo studiando l'utilizzazione di alcuni invasi che abbiamo, diciamo, tra virgolette, rinvenuto nella zona industriale, perché questi invasi riattivati e quindi riefficientati potrebbero essere dei bacini di raccolta importanti. Questi dove sono? Nella zona industriale. Però quest'anno, diceva Michele, abbiamo avuto una stagione piovosa soprattutto tra maggio e giugno. Sì, abbiamo perso tutta quest'acqua? Certo, perché c'è un canale di Gronda, Catania è in una situazione particolare, perché come sappiamo tutti quanti, molti dei nostri concittadini sono spostati nei paesi pedemontani. Cosa è successo? Che tutta quella terra che assorbiva acqua e poi la rilasciava non lo fa più perché è coperta proprio dall'asfalto. L'asfalto lascia che le acque proprio passino senza fermarsi, poi vengono raccolte al canale di Gronda, almeno così la colpa è nostra, essere. insomma. La colpa è nostra perché avremmo dovuto pensare a creare dei bacini di raccolta. È un peccato sprecare anche tutto quello che ci dà l'Etna. Ma l'Etna raccoglie tanta acqua, però quando nevica più che quando piove, perché l'Etna raccoglie l'acqua dello scioglimento delle nevi, perché le nevi si sciolgono a poco e rilasciano quest'acqua che attraverso la lava, che sappiamo tutti quanti è molto permeabile, vanno a finire nel ventre dell'Etna. L'ultima cosa che le chiedo, lei è stato chiarissimo, è vero che si spreca circa il 40% in Sicilia? Stiamo parlando di perdite o spreco? Me lo spieghi lei. Allora, le perdite sono notevoli e infatti ci sono tanti interventi. Anche quanto siamo di perdite? All'incirca sulla cifra che ha detto lei, il 40%. 40% di perdite in Sicilia? In Sicilia. Ma questo e sprechi? Gli sprechi è più difficile quantificare, perché bisogna vedere cosa intende lei per sprechi. Esatto, perché naturalmente gli utenti dicono... Perché anche per esempio lavare la macchina, va bene? Lavare la macchina è uno spreco, perché se la macchina si lava col getto d'acqua, non col secchio, è chiaro che se ne spreca molto di più. Finale, esistono piani per risolvere questo problema della dispersione dell'acqua, no? Gli sprechi, lasciamo stare, laviamoci le macchine. Noi abbiamo alcuni piani per raccogliere l'acqua ed evitare che l'acqua piovana vada a finire proprio vada fino a mare per Catania. Poi in campo nazionale il PNRR prevede tantissimi interventi proprio per evitare che l'acqua si sprechi, l'acqua buona, tra virgolette, cioè l'acqua meteorica H2O, si sprechi. E ci vorrà molto tempo? Ci vorranno 3, 4, 5, 6 anni. Quanto? 3-5 anni, da 3 a 6 anni. Ci lascia con l'amaro in bocca. Magari l'amaro però è fatto di acqua, quindi in qualche maniera recuperiamo. Scherziamo, ma i problemi sono molto seri. Ringraziamo molto Fabio Fatuzzo, il presidente della Sidra, la società che gestisce gli acquedotti di Catania, per questa descrizione impietosa della situazione. Ma realistica. È realistica, assolutamente, ne diamo atto. Adesso ci facciamo una risata, col suo permesso, con Insieme. Senti uomo! Stiamo ballando di safari. Senti uomo! Ma che come hai? Vabbè, sì. Non è antiestetico, Hai perso la casa, che cosa è successo? capisco, no, c'è stato... Buonasera a tutti, io sono sempre l'estetista più brava del mondo, nonché la truccatrice pure più brava del mondo. Questo è sì. vero. Pensi che io da poco ho fatto uscire una tinta occhi? Ah, sì? E pensi che per farla me ne sono andata a studiare in Umbria? Lo sa come l'ho chiamata? Non ne ho idea. Umbreatto.
Sono io troppo forte io. Su questo... La mia specialità però è sempre pittare le unghie, Quella perché sua- io nelle unghie ci faccio le opere d'arte. Guarda che c'è qua, guarda. Io l'ho vista in Guarda, televisione, guarda. non è una bella inquadratura questa. Lo vedi questo? Sì, lo vedo. Questo è il foglio dove mi dicono che mi hanno accettato il reddito di cittadinanza. Aspetta un attimo, forse sono gli occhiali? Senti, c'è niente, non vedo niente. Minchia, manco tempo volevaro! Cioè, manco tempo! Mica, me l'hanno accettato Non ora! hai preso neanche un mese. Ma non è possibile! Mi dispiace. Io il mio lavoro lo amo, è bellissimo, però certe volte è pesante. Pesante? Sì, pensa che oggi al salotto è venuta una signora che voleva fatte le unghie color panda e si incazzò perché ci feci rosse. Vabbè, ci mancherebbe il panda, quello è bianco e nero, lo sanno tutti. Ma no, fossi chi do tuo, ma pandevi me per al rosso. Vabbè, che c'è? Ma sono... Ma scusami un momento, le clienti mi chiamano sempre, sono troppo affezionate. Tu sei autorizzata a farci sentire, diciamo... Certo, amiche mie! Non violiamo privacy. Manco c'è bisogno della liberatoria. Lo devo Sì, scusate dire, un attimo. Lo devo dire, siamo in Io recente mi sono comprato un illuminante bellissimo. Sento una cosa, ma se mi illumino tutta poi mi si attacca la cipria. No, se si illumina tutta poi ci si sta col contatore, ha capito? Per ora c'è il caro bolletta, quindi queste cose... Vabbè, io non glielo consiglio. Un altro, mi Sentiamo un scusi, altro. sì. Salve signorina Cettevoman, ma non è che lei per caso fa trattamenti con i fagni? Cacciette, sebbene lei è un primo. Certo. Ma che domande mi fanno? Mi vengono scontate. La clientela, certo. Comunque il pubblico è bellissimo, ne approfitto per ripubblicizzarmi. Ma lei deve approfittare assolutamente, prego. Grazie mille. Prego, il suo il palco. Ti devi spremere la puntina? Vieni da Cetti, che lei è regina! Grazie mille a tutti, Complimenti. grazie mille. Lei sulla bellissimo. comunicazione investe proprio. Invitatemi di nuovo che c'ho Grazie. Lunedì alle 23 insieme, da non perdere. E adesso sentiamo un po' cosa dicono le stelle. Marco Amato, il weekend delle stelle. Eccolo lì. Buongiorno Sicilia, buongiorno Michele, ciao Angelo. Buongiorno, ciao. Buongiorno. La tazza di caffè si fa sempre più grande, noto, eh? Sempre? Beh, varia molto perché finora da quando abbiamo cominciato non ho mai utilizzato la stessa tazza. Beato te, bravo. Allora, oggi chi prendi di mira? Ma oggi non c'è propriamente un chi, ma prendo un po' di mira, un po' gli dei dell'Olimpo. Cosa voglio dire? Oh, gli dei dell'Olimpo. Raccontare di astrologia è un po' come analizzare i comportamenti del mito dei dei olimpici. Ecco, vedete, questo weekend sarà caratterizzato da un gioco di passaggi di Luna e Marte. Marte si è staccato da Venere in Leone, è passato in Vergine e quindi la Luna gli fa visita nei suoi gradi. La Luna è il pianeta che si muove più velocemente ed è proprio quella che fa impazzire noi astrologi, perché decodificarla con i suoi soli 500 significati base non è semplice, ma dare informazioni sulla Luna e Marte può essere molto interessante. Ricordiamo che la Luna nel mondo greco era rappresentata da Artemide, Diana, dea cacciatrice, e Marte focoso ed imperioso, quindi il cocktail tra i Scusa due. Marco, ti posso interrompere, ma è per questo allora che si dice che uno è lunatico? Assolutamente sì, Ecco. assolutamente sì, perché proprio la Luna è il percettibile astro definito, quindi noi possiamo osservare proprio visivamente i cambiamenti e la fasicità lunare, ed è il corpo celeste a noi più vicino, è quello che con la sua marea gravitazionale crea tutta una serie di condizioni magnetiche e biologiche proprio sulla Terra. Una per tutte, la Luna gestisce proprio le maree, quindi l'influenza degli astri nel caso della Luna è fortemente palpabile. Lunatico non perché la Luna è il più vicino, ma perché la Luna ha delle caratteristiche che influenzano proprio l'umore. Se io voglio sapere che segno zodiacale sei, quindi come sei, guardo il Sole, quindi il nostro segno solare. Ma se io voglio sapere come senti, è il segno dove ho la Luna che me lo dice. Quindi la percettibilità della Luna ha a che fare proprio con l'influenza emotiva.
congiungendosi a un pianeta focoso e imperioso, battagliero e passionale come Marte, chiaramente il cocktail diventa esplosivo. Ricordiamo anche che nel mito Marte è bellicoso e la Luna è superba e cacciatrice in una delle sue fasi. La Luna è anche Selene, dolcissima, ma anche Ecate, un po' sanguinaria. Ecco, il cocktail potrebbe essere esplosivo, ma avviene nel segno zodiacale della Vergine. La Vergine è un segno molto compassato, razionale, analitico, metodico. Quindi cosa succede nello zodiaco? Sicuramente quando un passaggio particolare accade in un segno zodiacale, sono i segni dello stesso elemento a goderne di più. Quindi se accade in Vergine, Capricorno e Toro se ne avvantaggiano più degli altri. Come? Il Toro perché finalmente riesce a risolvere un problema con l'aiuto di una persona cara. Marte problematica, razionalità Vergine, la Luna arriva all'assist affettivo che gli toglie le castagne dal fuoco. Il Capricorno invece dall'altra parte riesce finalmente ad abbandonarsi ai sentimenti. Vorrei ricordare che il Capricorno ha fatto un percorso molto piacevole e molto bello proprio da un punto di vista sentimentale, e finalmente si rassegna a vivere le conseguenze dell'amore. Un po' tutto il casino fatto per averti, ecco. Il Capricorno una bella canzone, è una bellissima canzone. Tra mito e canzoni mi piace molto fare capire immediatamente l'astrologia con delle immagini così immediate. La Vergine è proprio il segno ospitante di questa congiuntura. Ricordiamo però che avere Marte nel segno dà certamente un po' di nervosismo, quindi weekend comunque lavorativo per la Vergine, che cercherà in tutte le maniere di ritagliarsi qualche momento sentimentale, ma che dovrà magari lavorare al computer o mediare tra situazioni diplomatiche un po' scottanti. Andiamo ai Fuoco. Il fuoco lo subiscono in tre maniere completamente diverse. All'Ariete non parla questo aspetto per regola zodiacale, ma Marte è pianeta dell'Ariete, quindi gode del fatto che si congiunge alla Luna, e anche l'Ariete si fida un po' di più e si abbandona senza un perché, senza razionalizzazione, ai sentimenti. Mentre invece il Leone ha tutto in seconda casa, quindi casa delle prospettive. La Vergine per il Leone rappresenta il secondo campo, quindi il campo dell'economia, visivo. Leone che ha voglia di creare nuovi progetti. Sagittario invece è in quadratura, quindi sono discronici, è un aspetto negativo insomma per il Sagittario, il che significa che il Sagittario dovrà tenere a bada le emozioni e le pulsioni e non dovrà esplodere come l'istinto del suo essere metà animale vorrebbe. Marco, vediamo rapidamente gli altri che siamo un po' in ritardo, scusaci. Ok, velocemente. Allora, per Gemelli, Bilancia, Acquario l'aspetto più problematico per i Gemelli che porta un po' di nervosismo. Per i Bilancia voglia di rivalsa e di ricerca sentimentale. Acquario si sente un po' più in pace, un po' più lasciata in pace come voleva. Gli Acqua dolcissimi se ne avvantaggiano moltissimo sia lo Scorpione sia i pesci di questo aspetto, proprio perché ai pesci darà forza e vigoria, mentre invece lo Scorpione finalmente tramite amici e tramite persone a cui vuole bene riesce a ritagliarsi un ottimo weekend. Cancro, ambizione affettiva e lavorativa senza fine. I Cancro per adesso esplodono, debordano, segno della Luna, coloreranno le loro notti di grande passione. Grazie Marco, sei stato preciso. Buon weekend. Buon weekend anche a te, anzi buon fine settimana a tutti voi. Buon Weekend, la rubrica che vi propone i migliori suggerimenti per trascorrere il vostro fine settimana alla scoperta delle meraviglie della Sicilia. Iniziamo con la musica, perché il prossimo weekend si preannuncia ricco di concerti. Per gli amanti della musica pop, i Negramaro saranno in Sicilia per festeggiare i primi 20 anni di carriera. Si esibiranno al Teatro Greco di Siracusa questa sera, per poi tornare in scena sabato 22 luglio, un'occasione imperdibile per i fan di uno dei gruppi più amati d'Italia.
Lunedì 24 luglio alla Villa Bellini di Catania avremo l'onore di assistere al live di Loredana Bertè, con brani attuali e potenti. La sua musica attraversa generazioni e parla al cuore di tutti noi. L'appuntamento sarà nell'ambito della rassegna musicale Catania Summer Fest e sarà l'unico evento siciliano con la Bertè nazionale. Se amate la comicità, all'Anfiteatro Falcone Borsellino di Zafferana Etnea, domenica 22 luglio non potrete perdervi Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio, meglio noti come i soliti idioti. Dopo 10 anni di attesa, tornano in scena con il tour estivo Fiodena Summer Tour 2023, ospiti del Sotto il Vulcano Fest. Ma la Sicilia offre anche spettacoli per tutta la famiglia. Al Parco Villa Tasca, dal 20 al 23 luglio, la rassegna Notti Magiche, con musica dal vivo, DJ set, cinema e tantissime attività e laboratori per i più piccoli. 4 serate dedicate al buon cibo e al divertimento. Per gli appassionati di cultura e arte, lo stand Florio di Palermo sarà protagonista degli eventi del weekend Estate 2023. Venerdì 21 e sabato 22 luglio potrete incontrare l'attore Totò Cascio, che ripercorrerà la sua carriera dall'esordio nel film premio Oscar Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore. La letteratura, la musica e la scrittura si fondono al Key Festival, che avrà luogo ai piedi del Tempio di Segesta dal 21 al 23 luglio, con incontri e concerti ad ingresso gratuito. Parteciperanno autori dal calibro di Sandro Veronesi e Stefania Auci, quest'ultima finalista al premio Strega con la saga dei Florio. Per i buon gustai, il Sicily Food Festival vi aspetta a Marsala dal 20 al 23 luglio. Potremo scoprire la tradizione enogastronomico siciliana con piatti tipici come pane cameusa, panelle, crocchè e tante altre prelibatezze. Gli amanti della danza non potranno perdersi la 9ª edizione del Dancer Festival, che si terrà dal 16 al 23 luglio tra Ragusa Ibla e il castello di Donna Fugata. Coreografi e ballerini di fama internazionale si esibiranno in spettacoli indimenticabili, come il Galà Internazionale di Danza al castello di Donna Fugata il 21 luglio e Prima della Prima a Ibla il 22 luglio. Infine, per gli appassionati di balletto, al Teatro di Verdura di Palermo, oggi venerdì 21 luglio, va in scena una prima assoluta, Zorba il Greco, un balletto di grande successo creato dal coreografo Lorca Massine, interpretato dal corpo di ballo, l'orchestra e il coro del Teatro Massimo. I greco ballano il sirtachia, bellissimo. Lo sapevate che il 21 luglio del 1516 nasceva a Firenze Filippo Neri? Voi direte chi è? Il sacerdote che ha avuto per primo l'idea di accogliere i giovani, educarli e tenerli lì, insomma, ha creato l'oratorio. Il 21 luglio 1873 il bandito Jesse James compì quella che viene ricordata come la grande rapina al treno. Nel selvaggio West attaccò a cavallo con la sua banda un treno, facendolo deragliare, si impossessò di un bottino di oltre $3.000, un fatto che ha ispirato decine di film. Nel 1899 invece in Illinois nasceva Ernest Hemingway, uno dei più grandi scrittori del Novecento, nato cronista, trasformato poi il racconto della realtà in alta letteratura, vincendo il Pulitzer e il Nobel. Il 21 luglio del 1911 in Canada è nato Marshall McLuhan, un grande studioso di comunicazione che ha creato l'espressione villaggio globale per definire il mondo che diventa sempre più piccolo grazie al fatto che le comunicazioni arrivano dappertutto in tempo reale. 50 anni prima che nascessero i social lui aveva già intuito tutto. Continuo io, 20 anni dopo, nel 1931, la CBS, che è una rete televisiva americana, ha iniziato la sua programmazione con una trasmissione di varietà. Al pianoforte, ad accompagnare i cantanti, c'era Gershwin, niente meno. Mamma mia. Passano altri 20 anni e il 21 luglio del 1951 a Chicago nascono degli attori più importanti del cinema americano del secondo Novecento, Robin Williams. Nel 1970 invece il 21 luglio è la data che vede finalmente la fine della costruzione della diga di Aswan. Fu un momento storico per l'Egitto, che riuscì così a utilizzare le acque del Nilo per irrigare le aride terre del paese. Vogliamo ricordare il 21 luglio del 79 l'uccisione con 7 colpi di pistola da parte di Leoluca Bagarella dell'ispettore di polizia Boris Giuliano. Eccolo qua
una figura che dobbiamo sempre ricordare, a cui dobbiamo portare omaggio. Questo delitto ha permesso ai corleonesi di dar via alla sanguinosa stagione piena di violenza e di soprusi senza precedenti. 21 luglio del 2011 invece per l'ultima volta uno Space Shuttle, la navicella Atlantis, atterrò a Cape Canaveral dopo essere rientrata dalla sua missione nello spazio. Si chiude così un'epoca di esplorazioni ed esperimenti durata più di 40 anni. E noi chiudiamo invece con il compleanno di un grande cantante, eccolo qua, Cat Stevens, o Yusuf come si vuole fare chiamare da un po' di tempo. Alla fine degli anni 70 ha avuto un successo strepitoso con canzoni che hanno segnato una generazione, appunto. Ci lasciamo con Wild World, il mondo selvaggio, suonata dal vivo in un suo recente concerto da qualche parte. È lunedì, buon fine settimana, buongiorno Sicilia. Alla prossima settimana.